Un'emozione grandissima per la gioia e la qualità dello sport che porta, quindi nel momento in cui ci è stata comunicata questa notizia siamo veramente stati entusiasti e a maggior ragione ospitare anche il Giro E delle e-bike. È una giornata di festa, soprattutto di sport, in cui la gente può vivere e vedere ancora in maniera più spensierata il nostro paesaggio, ma soprattutto anche degustare i nostri prodotti tipici. Un'organizzazione eccezionale perché nell'arco di poche ore si è trasformata la piazza di Pieve di Soligo da una semplice piazza a un momento di festa con la presenza di tantissimi atleti, dei vari stand e soprattutto con una organizzazione che poi prevede di smontare quanto è stato realizzato in pochissimo tempo, quindi devo dire che abbiamo incontrato persone altamente specializzate e che sono anche orgoglio di tutta la nostra comunità. Sicuramente il Giro d'Italia è una delle manifestazioni più importanti sulle quali tutto il Veneto punta e in particolar modo queste colline, perché è un momento di grande visibilità e soprattutto una visibilità internazionale. Non è la prima volta che passa da queste colline, però da quando siamo diventati patrimonio dell'umanità è la seconda, quindi un elemento veramente fondamentale, anche perché il ciclismo in Veneto è in assoluto il primo sport sia hobbistico che professionale. Questa è una grande opportunità per il territorio, non soltanto per Treviso ma per l'intero Veneto. Tra l'altro Pieve di Soligo è inserita all'interno del patrimonio delle UNESCO, delle colline di Conegliano e Val di Beadene, Prosecco superiore di OCG, e quindi quale migliore occasione per poter rappresentare il nostro territorio non solo dal punto di vista naturalistico, ambientale, culturale, ma soprattutto anche per le eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche. Quindi questa è la terra del Prosecco, ma non solo, oltre al Prosecco abbiamo tantissimi prodotti territoriali e oggi, grazie a questo track che è stato creato, istituito, noi abbiamo la possibilità, grazie alla cucina veneta, di poter far assaporare a tutti i nostri cittadini, ai turisti, alle persone che vogliono presenziare all'interno di questa grande opportunità che ci dà il Giro E, quindi elettrico, ma anche poi abbinato al Giro d'Italia che passerà per Pieve di Soligo e anche per Treviso, quindi un grande connubio tra sport, agricoltura e cultura. Un passaggio importante per il nostro territorio, per Pieve, nel cuore delle colline patrimonio dell'umanità UNESCO. Una bella festa oggi qua a Pieve, anche con la partenza del Giro delle bici elettriche. Sicuramente il Giro d'Italia si dimostra una manifestazione che attira tanta gente, dai bambini agli adulti e agli anziani, una festa per tutta la nostra comunità, veramente bello. Il Giro d'Italia credo sia un assiduo frequentatore del nostro territorio, un po' per la bellezza che sa esprimere, un po' per gli appassionati che ci sono qui in zona, quindi secondo me sono tappe scontate il fatto che il Giro d'Italia trascorra per il nostro Veneto e per le nostre terre. L'Istituto Beltrame è partner di questa iniziativa e il Giro d'Italia è sempre un'emozione che fa venire, come dire, la pelle d'oca, però essere qui in questa cornice meravigliosa e riuscire a organizzare anche un servizio per la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio è un valore aggiunto per il nostro istituto nella partecipazione a questa manifestazione e a questa kermesse così importante. I nostri ragazzi credo siano molto emozionati perché oltre alla possibilità di dimostrare quelle che sono le loro competenze sono anche, come dire, in un punto di visione strategico e non capita a tutti, quindi grazie a chi ha avuto la visione, all'assessore Canero in modo particolare, che ha avuto la visione di coinvolgere le scuole in questa importante iniziativa. Oggi porteremo una varietà incredibile di prodotti tipici, cioè partiamo dagli antipasti, quindi dalla grande tradizione dei formaggi veneti, gli insaccati, le salse, faremo il risotto, la pasta fresca con i carletti e i bruscandoli, delle vere e proprie rarità come il pastrami d'asino, il prosecco ovviamente, le grappe e un gelato dedicato al Giro d'Italia, Serenissimo in Rosa, fatto con il prosecco, quindi un'offerta totale, una
full food experience della cucina veneta. Oggi presentiamo con due gusti che abbiamo voluto realizzare omaggiando il Giro d'Italia e la zona del Prosecco. Come? Abbiamo voluto fare un gelato a base Prosecco in purezza e un gelato che abbiamo chiamato Serenissimi in Rosa. È un omaggio al nostro Veneto e anche alla nostra provincia di Padova, dalla quale proveniamo, da dove proviene il cioccolatte. Perché l'abbiamo chiamato Serenissimi in Rosa? Beh, intanto ovviamente il colore rosa, che non abbiamo voluto realizzare in maniera banale, ma abbiamo voluto con la fragola ad esempio, che per carità è buonissima, però noi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso, quindi abbiamo voluto prendere i lamponi che troviamo soprattutto nelle zone delle Dolomiti e quindi nel Veneto. E poi abbiamo voluto realizzare il tutto dando una nota richiamando lo spritz padovano, quindi abbiamo il prosecco, poi abbiamo la zeste di limone e abbiamo il succo d'arancia e vi posso assicurare che dovete venire a provarlo. A Pieve di Soligo siamo molto vicini, sono anni che lavoriamo in questo territorio, la comunità ci ha sempre accolto a braccia aperte, quindi abbiamo voluto contribuire anche a questo importante evento del Giro d'Italia che si tiene oggi qui con un passaggio a Pieve di Soligo. È anche un'occasione per promuovere il nostro nuovo prodotto lanciato a inizio di maggio, che è una bevanda ProUp a base proteica che ha una percentuale di frutta e prevalenza di albume, quindi totalmente proteica, non ha calorie, non ha grassi, non ha zuccheri aggiunti. Abbiamo fatto due gusti, una lime e zenzero e una mirtillo.